Parola a Michele Baracco che vi illustra il patto. Sì, il compito che mi sono preso io è quello di illustrare qual è la proposta che attualmente è in discussione, che è nella discussione del Consiglio Comunale, ossia qual è la proposta dell'amministrazione comunale. Lo faccio attraverso il patto, contiene un sacco di cose, il piano di assetto del territorio contiene un sacco di cose. Ho individuato questa carta che è chiamata la carta degli obiettivi strategici, che riassume appunto le scelte strategiche di fondo. E analizzando i diversi strati di questa carta cercheremo di capire fondamentalmente quali sono le scelte strategiche che vengono fatte e quali sono le basi di queste scelte. Possiamo cominciare? Prego. Allora, innanzitutto, come si diceva prima, moltissime delle cose che sono contenute in questo documento sono cose obbligatorie. Prima di tutte, per la filosofia che ha spiegato prima Fiorenzo, c'è l'analisi del territorio, cioè bisogna analizzare il territorio, la sua realtà ambientale in particolare. Ecco, il primo segno che vediamo è proprio quello che ci ricordava Fiorenzo alla fine, ossia la forma del nostro comune. Lo vedete, questa specie di C che viene disegnata sul territorio. Naturalmente i confini comunali sono confini convenzionali, sono stabiliti dalla ripartizione amministrativa. Il territorio invece è quello che si è formato nel corso delle ere e dei secoli in tanti modi, ma questa è la dimensione su cui si è scelto di agire per il nostro comune di San Donà di Piave. Si è fatto il piano di assetto del territorio del comune di San Donà di Piave, che è questo. Ecco, i segni ambientali, il più forte di tutti, naturalmente, che è il fiume Piave, sia il Piave Vecchio, la Piave Vecchia, che va a bordo laguna, è bene che ce ne ricordiamo, sia il Piave Nuovo. Poi, il punto seguente, tutto il sistema delle acque, questo è un territorio di terra e acqua, le acque superficiali, le balene lagunari, dovremmo ricordarci più avanti di questo ambiente, sono stati individuati. Questo è un lavoro prezioso per il futuro, introdotto dalla nuova legge regionale, che sarà per le generazioni a venire uno strumento importantissimo di conoscenza e di memoria del territorio. Poi intervengono gli esseri umani con i segni più importanti, possiamo andare avanti. Ecco, qui vediamo i due segni principali, le infrastrutture principali. L'autostrada, naturalmente la ferrovia, in ordine storico inverso, la ferrovia, prima l'autostrada, che passano là in alto rispetto al mare che sta qua giù dalla mia parte, naturalmente, cioè che passano al di sopra della zona che è stata bonificata, che è la zona che è in gran parte al di sopra del livello del mare, che si estende da questa parte. Poi le altre strade, e qui sono evidenziate, nelle carte ci sono tutte, ma qui sono evidenziate in questa mia diapositiva soltanto quelle che stanno dentro il territorio comunale. Su queste basi di analisi si cominciano a disegnare le scelte, cioè le strategie. E la prima strategia che vi voglio mostrare, che è disegnata dai progettisti, è quella del sistema ambientale. Hanno individuato questo sistema ambientale sulla carta. Queste zone verdi con freccia indicano quello che è il sistema portante, lo scheletro ambientale di questo territorio, secondo la loro analisi e valutazione. Le frecce che spingono in giù indicano però già una tendenza che poi vedremo tornare nelle scelte strategiche. Torniamo all'analisi dell'intervento umano e andiamo a vedere gli altri interventi interessanti, pesanti, che sono gli interventi produttivi. La carta individua quello che c'è, quello che esiste, le potete riconoscere in viola, e sono le piccole o grandi aree produttive industriali di San Donà. L'area di via Kennedy, dove adesso va il mouse, l'area più piccola a ridosso della ferrovia, che è l'area dove ci sono i capannoni Corsa, per capirci, la vecchia area dell'oificio, che come vedete sono in via di sparizione, e là in alto la nuova area, quella individuata a suo tempo col piano d'area della città del Piave, che allora fu chiamata così, per evitare il fenomeno, per ridurre il fenomeno tipicamente veneto, così pesante in Veneto, di dispersione sul territorio delle aree industriali, che vediamo immediatamente con la diapositiva seguente. Ecco, queste sono invece tutte le aree circostanti. Mi pare evidente, visibilissimo, la dispersione, quindi lo spreco di territorio, la lontananza rispetto
assi di comunicazione. Ricordiamoci che questo è tutto impatto, naturalmente, consumo energetico, traffico sulle strade, eccetera, eccetera. E credo che questo ci mostri anche bene quanto fu positiva in prospettiva quella scelta, quella volta dei 4 comuni di questa zona, di fare un'area industriale assieme invece di continuare questa dispersione. Se questo è un fenomeno che continuerà o meno, questo è un problema tra i tanti che dobbiamo affrontare. Ecco, questa area che è stata assegnata è chiamata l'area del corridoio 5. Il nostro territorio veneto, la provincia di Venezia in particolare, è attraversato da questo famoso corridoio 5 che, secondo l'analisi dei progettisti, interessa questa fascia che, guardate un po', va naturalmente a ripercorrere l'asse portante della ferrovia dell'autostrada come direzione di scorrimento e infrastrutture, e a ripercuotersi sul centro di San Donato nella loro valutazione, restando naturalmente al di sopra dell'area di bonifica, e questo riaprirebbe la questione dell'alta velocità, di cui però adesso non vogliamo parlare, non perché non si possa, ma perché dobbiamo essere veloci. Andiamo oltre. Il primo e più antico intervento umano in quest'area è l'intervento dell'agricoltura, e naturalmente la carta registra anche questo. Io ho lasciato in sottofondo le zone industriali, anche questo si potrebbe commentare, ma lasciamo stare. Questo verde indicano le aree, diciamo, usate per lo sfruttamento agricolo, su cui poi sono state individuate nella carta anche le zone dove la frammentazione poderale è più evidente e significativa. Possiamo continuare? Vediamo gli insediamenti abitativi. Questo è il centro di San Donato di Piave, la zona più intensamente abitata, dove c'è stato il massimo della costruzione negli ultimi 50 anni. Questo è il sistema abitativo del comune di San Donato di Piave, dentro i confini amministrativi del comune di San Donato di Piave, e questo ci mostra il problema che si è posto nei decenni scorsi e che si tentò di affrontare anche col piano, con la variante generale del 2002, cioè evitare il processo. Questo era uno degli obiettivi del piano del 2002, che rischiava di riempire, seguendo gli assi stradali, i vuoti o presunti tali tra il centro di San Donato e le aree frazionali. La scelta fatta allora fu limitare il più possibile lo sviluppo delle aree frazionali, assecondando un processo che era già in corso nella città, e concentrare invece verso il centro, non far fuggire all'esterno, ma far gravitare verso il centro. Questi sono i centri abitati che, con un reticolo particolare, con uno strato del disegno, vengono evidenziati dai progettisti, quello di Noeta e quello di Musile. In questo caso Fossalta Roncella vediamo invece nella visione seguente, che è la visione di tutti gli insediamenti abitativi del territorio circostante. Poi intendiamoci, il piano pianifica sul territorio di San Donato, non è che non tenga conto dell'esistenza di tutto il resto. Il punto è che ne tiene conto dal punto di vista dell'esistente, ma poi decide solo per San Donato, come è logico. Cioè, il processo decisionale non è condiviso. Possiamo andare avanti invece e ricordare quello che prima vedevamo, che andiamo ripetendo da anni, cioè la nostra idea di città. Secondo noi qui c'è un cerchio di una corrubazione che il progetto non nasconde che esiste, ma che appunto non prende in considerazione come dimensione delle scelte. Ancora un po' più ampia, se vogliamo racchiudere anche le aree produttive, vedete quale densità ha questa zona, come gravita sulle infrastrutture e come secondo noi è questa la dimensione su cui bisogna agire per lo sviluppo. Vediamo invece le strategie che sono state scelte. Ecco, qui cominciano i segni della previsione e dell'intenzione. Il primo che vedete è il segno della cosiddetta porta nord. Una porta nord che doveva essere uno dei progetti di prima realizzazione in questi 5 secondi anni di amministrazione Zaccarotto, che invece allo stato attuale rimane ancora un'idea di progetto che quindi finisce esplicitamente dentro il piano di assetto del territorio come punto fondamentale di questo programma amministrativo. Ecco, queste sono le dorsali di sviluppo, di movimento di San
settimana di chiave secondo l'individuazione che ne fanno i progettisti. Vi faccio solo notare come, naturalmente, mi sembra abbastanza logico, ripercorrono quella C che disegna il territorio comunale. Il segno successivo è quello delle due zone urbane che nell'intenzione della programmazione dell'amministrazione dovrebbero essere quelle più destinate a svilupparsi dal punto di vista edilizio e in altezza. Viale Libertà, via 13 Marchi dovrebbero costituire, non mi ricordo esattamente adesso l'espressione che si adopera, ma i punti forti, insomma, del tessuto urbano. Proseguiamo. I magneti strategici, ecco, queste sono le scelte fondamentali. Se andiamo alla diapositiva seguente possiamo vedere a che cosa corrispondono quei segni, quei magneti che sono indicati lì. Se andiamo alla diapositiva seguente ancora possiamo vedere quali sono le innovazioni principali, perché alcune di quelle ci sono già, sono di nuovo un'analisi. Per esempio, se puoi andare, Andrea, devi tornare un attimo dietro, sul segno in alto, il più in alto esterno, allora a ridosso dell'autostrada, quello è, come capite dalla leggenda, il parco della moda, che altro non è che l'outlet, evidentemente. Ecco, a questo proposito, a me pare necessario e doveroso ricordare quello che il nostro concittadino da qualche tempo andava dicendo, che secondo me è giustissimo, cioè parliamo di Porta Nord, ma la Porta Nord della città del Piave c'è già e non entra, è lì evidentemente, mentre quel disegno di Porta Nord di prima cerca di intercettare quello che passa di lì sperando di riuscire a catturarne una parte. E allora cosa si propone di metterci? Un parco sportivo, il parco sanitario, sono obiettivi strategici, idee, il tutto collocato naturalmente in quell'area esterna rispetto a questa C, in uscita, in fuga dal centro di gravità. E poi, su questo torneranno più avanti quelli che mi serviranno, il parco turistico a ridosso della via del mare, come è chiamata, e della zona lagunare. Possiamo proseguire? Adesso vedete cosa viene fuori se sovrapponiamo a questa carta degli obiettivi strategici quel segno ambientale che vedevamo prima, e questo rileva in particolare il parco turistico. Andiamo? Se noi torniamo alla nostra idea di città col esempio di prima, mi pare che sia chiaro qual è la direttrice ad uscire, ad andarsene. Noi siamo abituati a pensare in termini di vecchio piano regolatore in una città che è cresciuta tantissimo sull'edilizia. Di solito le attese dei cittadini rispetto alle varianti urbanistiche o all'urbanistica è: si può costruire, non si può costruire, cosa si può costruire. Abbiamo capito, almeno dovremmo capire, che il PAT, il piano di assetto del territorio, non fa questo, getta soltanto le basi per questo, tutto è rimandato al piano di interventi. Questo fa il piano di assetto del territorio, individua gli ambiti territoriali omogenei, ne individua 7, sono questi. Chi volesse capire che cosa si costruirà a Savona nei prossimi anni troverebbe le forme principali nelle norme tecniche di attuazione, andando a vedere per ciascuno di questi ambiti quali sono, diciamo, le scelte di massima che vengono fatte, che poi vanno determinate. Ecco, tutto questo insieme diventa la carta degli obiettivi strategici che avete visto prima e che adesso spero di essere riuscito